Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, con My Love Zen subito davanti. Arriva già Anastasia Tav da più 20, che è in terza posizione dietro ad Argentina Lux. Poi al largo anche Ava Mail in quarta posizione a precedere Aria Pink, quindi Alta Seta del Pino, che ha girato svelta e si è portata già vicina alle prime. Corre davanti My Love Zen, che fa una frazione svelta davanti alle tribune. 34 i primi 400 metri di corsa da parte di My Love Zen, che guida il gruppo nei confronti di Argentina Lux. Anastasia Tav in terza posizione a precedere Ava Mail, che si è sistemata la corda e lascia così allo scoperto Alta Seta del Pino, la quale cerca di riprendere in mano, vuole una schiena Federico Esposito. In seconda pariglia esterna c'è Zamora Fonta, alla retroguardia Americ Clemar. Intanto My Love Zen sulle schermaglie tattiche ha passato un giro veloce in 1 minuto e 5 decimi e va ad approcciare il primo chilometro, che passa da netta battistrada nei confronti di Argentina Lux in 1 e 16. My Love Zen, l'ultimo passaggio davanti alle tribune, è in vantaggio nei confronti di Argentina Lux. Anastasia Tav che sposta ora con decisione allo scoperto, dando la schiena ad Ava Mail. Rimane così in terza pariglia Alta Seta del Pino. Lungo la corda è Aria Pink. Ancora al largo Zamora Fonta a precedere Americ Clemar. Alla retroguardia alla corda c'è Avica Ciak SM. Continua ad allungare My Love Zen, che cerca di mettere in difficoltà Anastasia Tav. 600 dalla conclusione. I primi 3 hanno preso margine rispetto agli altri e anche i primi 2 adesso, perché Argentina Lux fa fatica a seguire il ritmo che My Love Zen imposta all'avanguardia e che Anastasia Tav segue e anzi guadagna terreno all'esterno. 1,59,5 il primo miglio. My Love Zen in vantaggio. Anastasia Tav che attacca al largo, cerca di mettersi in moto Alta Seta del Pino, trascinandosi Zamora Font. L'ultima curva con Anastasia Tav che ha coperto My Love Zen. 14 per l'ultima curva. My Love Zen in vantaggio, attacca Anastasia Tav, prova ad andare di dentro Alta Seta del Pino. Anastasia che copre My Love, che cerca di vendere caro la pelle, ma Anastasia Tav ha una classe superiore, porta a casa il successo nei confronti di My Love Zen, che stracorre al comando al terzo e Alta Seta del Pino. Dopo un 28,7, un 29,4, 1,15, 2000 metri, non è stata una passeggiata per la favoritissima Anastasia Tav. Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo per la scuderia Le Badie. Il successo della figlia di Yankee Slide, che vince con gli ultimi 800 metri allo scoperto nei confronti di My Love Zen, che conferma l'ultima buona prestazione, fa suo il secondo posto. Al terzo Alta Seta del Pino, 5,19, l'ordine d'arrivo molto probabile della sesta da Cesena.